Heather McPallister. Un dettaglio che non rientrerà mai nelle carte, non rientrerà mai nell'indagine, un dettaglio suggestivo lega Liliana e Sebastiano Visintin ad alcuni degli amici presenti nell'ultima cena, la famosa ultima cena del giorno prima della sua scomparsa. Qualche tempo prima, parliamo di circa 2 dozzine di mesi prima, alcuni di questi amici chiedono un favore a Sebastiano e Liliana, ovvero chiedono, essendo fuori dall'Italia, il trasporto della propria auto nella loro terra. In cambio sono anche disposti a pagare dei soldi a Sebastiano per il disturbo. Loro, i coniugi Visintin, faranno a questi amici questo favore, ma Liliana racconterà a una persona a lei vicina, da cui io l'ho saputo, che questa esperienza la spaventerà tantissimo perché alcune persone forse le andranno incontro prima della consegna di quest'auto, non si sa bene perché, ma lei disse a questa parente o amica, non voglio entrare nel dettaglio, quella volta mi sono davvero terrorizzata. Cosa accadde di così spaventoso non lo possiamo sapere, non possiamo sapere se ciò lega ovviamente poi i fatti al tragico epilogo.